È sicuramente molto importante parlare di gestione degli impianti, perché un sistema di regolazione e controllo di un impianto è come il pilota di un'auto. Io posso avere un'auto perfetta, stupenda, una Ferrari, una Porsche, una Maserati, quello che volete, ma se poi non sono capace a guidare mi vado a stampare o comunque non riesco a sfruttare le qualità di quest'auto. Quindi i sistemi di regolazione e controllo sono un po' come il pilota di un'auto. Ed è per questo che per noi è veramente importante poter dare ai nostri clienti dei vantaggi che siano dei vantaggi reali, che aiutino, che siano concreti nel risparmiare energia, nel risparmiare sui consumi. Come lo otteniamo questo? Beh, prima di tutto con il controllo per ogni singola stanza, ogni singola zona. Airezone nasce 26 anni fa proprio come Airezone, proprio per il controllo delle singole zone. E quindi tutti i nostri sistemi danno la possibilità di avere un controllo su ogni singola stanza, quindi io posso scegliere quale stanza accendere, quale spegnere, a che temperatura tenere le varie singole stanze. L'altra cosa fondamentale sono gli algoritmi di controllo. I termostati, per intelligenti che siano, verso gli impianti sono sempre degli on-off, acceso, spento. Noi applichiamo degli algoritmi che ci permettono di gestire le cose al meglio. Come lo facciamo? Per esempio, misuriamo con che velocità una stanza si sta riscaldando e raffreddando e su questo facciamo dei ragionamenti su quella che è la macchina che sta producendo. E di conseguenza, se mi sto riscaldando velocemente e ho la macchina alla massima potenza, posso ridurre rallentando un pochettino il tempo di messa a regime. Tutto questo riusciamo a farlo perché abbiamo delle interfacce di controllo. Allora, siamo l'unica casa costruttrice che ha sviluppato negli anni interfacce elettroniche bidirezionali di lettura e scrittura sui bus di controllo di oltre 50 produttori diversi, quindi parliamo di circa 18.000 modelli supportati. Questo ci permette di leggere e scrivere sui bus di controllo delle macchine e quindi dare tutte le informazioni, leggere tutte le informazioni e quindi far funzionare la macchina a espressione diretta come serve, qual è il suo miglior modo di funzionamento per soddisfare il comfort degli occupanti senza sprecare energia. A tutto questo associamo la gestione da remoto. Allora, oggi come oggi, che facciamo una vita sempre più imprevedibile, sempre più diversa, è fondamentale che io in maniera semplice dal mio telefono possa accendere, spegnere, cambiare poi fare programmi, fare scenari e quant'altro, e questo noi lo diamo da tantissimi anni. Tutti questi vantaggi conditi poi dalla semplicità, perché dico sempre che in Airezone abbiamo due malattie, una è la semplicità e l'altra è che deve consumare poco, l'efficienza energetica. La complessità è tutta nella nostra centrale elettronica, verso gli occupanti e gli installatori deve essere tutto molto, molto semplice. Grazie a questi vantaggi incidiamo in maniera reale sui parametri di consumo, manteniamo il comfort agli occupanti e quindi diamo un contributo reale soprattutto a ridurre gli sprechi. Tanto per cominciare, una stanza che non la uso non la climatizzo e questo già è una riduzione degli sprechi. Tutto questo poi, se lo vediamo in un contesto di un edificio, noi siamo assolutamente aperti ad integrarci con tutti i sistemi di home and building automation e quindi essere parte di una gestione intelligente di tutto l'edificio. Per noi il comfort non è soltanto quello termico-metrico tipicamente gestito da chi fa regolazione e controllo di impianti CVSE, ma anche quello della qualità dell'aria. Premesso che è fondamentale avere la ventilazione meccanica continua controllata che mi permette di diluire gli inquinanti e di rimuovere la CO2 sostituendola con aria più pulita dall'esterno. Il problema è che oggi siamo invasi dalle polveri sottili, che sono quelle alla fine più dannose per il nostro corpo. Di conseguenza noi abbiamo associato ai nostri sistemi i sistemi di purificazione con la ionizzazione negativa, che è un sistema molto economico, non consuma praticamente energia, consuma pochissima, e ci permette di far sì che le polveri più sottili si agglomerino, diventa un PM2, PM1, diventi un PM10, PM20, di conseguenza si depositano più velocemente al suolo e se respirate si fermano nei tratti superiori. Per coniugare queste, sia la VMC che la purificazione, abbiamo un nostro prodotto che si chiama EasyZone, un plug and play, già pronto con tutta la regolazione e con i sistemi di ionizzazione con un misuratore di particolato che quindi accende e spegne la ionizzazione secondo un set point di qualità dell'aria impostato. In questa maniera, in maniera molto semplice e molto economica, riusciamo ad assicurare ai nostri clienti la gestione sia della parte termico-metrica che della parte della qualità dell'aria.
Sicuramente se vogliamo agire sui consumi non è tanto sugli edifici nuovi che dobbiamo andare, perché quelli nuovi vengono oggi costruiti in base alle leggi, alle norme vigenti in maniera già molto efficiente, ma dobbiamo andare a agire proprio sui milioni di edifici costruiti tra gli anni 50 e 80 che hanno isolamento termico quasi nullo, o se non addirittura nullo, e di conseguenza spesso poi sono edifici storici che non si possono nemmeno facilmente capottare e migliorare l'efficienza energetica. Come abbiamo visto, andare ad agire su un sistema di regolazione e controllo che ci permetta perlomeno di eliminare gli sprechi, perlomeno di non climatizzare stanze che non uso, gestire facilmente un passaggio dal giorno alla notte con temperature differenti, fare degli scenari, tutto questo con un sistema di gestione remota, intelligente, evoluto, sicuramente è molto interessante. In più, se possiamo farlo senza cambiare quello che abbiamo. E qui noi siamo veramente, abbiamo delle soluzioni veramente interessanti, perché a parte la soluzione per gestire i radiatori che ci permette di sostituire semplicemente la tastiera termostatica e quindi gestire un sistema a radiatori da remoto, integrarlo con sistemi di human building automation, noi siamo sempre molto aperti, abbiamo un prodotto che si chiama iDo. iDo è uno scatolotto che ci permette di collegarlo ad una macchina di espansione diretta, ad una macchina idronica e gestirlo tramite wifi direttamente dalla nostra applicazione o da un sistema di integrazione. Questo significa che se voglio gestire da remoto, se voglio migliorare la qualità di regolazione del mio impianto, non devo cambiare l'impianto, ma posso semplicemente dotare l'impianto di un'intelligenza aggiuntiva. Recentemente siamo entrati in contatto con un hotel di 500 stanze, ogni stanza gestita da un sistema di espansione diretta, che non avendo sino ad oggi un interblocco, una supervisione di quello che fanno gli utenti, ha dei consumi energetici pazzeschi. Vogliono intervenire, ma le soluzioni sono tutte quelle di tirare fili, di fare infrastrutture, mettere dei server. Con la nostra soluzione è semplicissima, perché il nostro scatolotto si collega alla macchina, si collega al wifi e bene che fatto la nostra applicazione è assolutamente gratuita e quindi peraltro la nostra applicazione è un'applicazione di home building automation, quindi permette di suddividere in zone, quindi possono dividersi i vari piani, le varie zone, le zone di comuni, tutte queste cose qua, e quindi fare poi anche dei macro comandi globali. Quindi il messaggio è: siano civili abitazioni, ma siano palazzi, uffici, siano uffici pubblici, siano ospedali, cliniche, tutti questi grandi edifici che non hanno mai avuto bisogno di curare nel dettaglio i componenti finali, gli organi in campo, i fan coil, gli split, questi che sono gli elementi di climatizzazione finale, grazie alle nostre soluzioni, senza cambiarli, possono dotarli di una nuova intelligenza.